le prime parole del marito di Liliana Resinovic, indagato per omicidio. Il suo legale atto dovuto estraneo alle ipotesi delittuosa. Claudio Serpin: aspettavo questo momento da 3 anni. Si ribalta con l'auto a una rotonda schiantandosi. Tragico incidente nella notte a Occhiobello, muore un 27enne agente di polizia penitenziaria in servizio a Rovigo. Gravissimo il collega 23enne che era con lui. Bimba di 11 anni seguita e aggredita da un uomo di 45 a Mestre. L'uomo scappa dopo le urla della piccola terrorizzata, arrestato poco dopo per violenza sessuale. In casa aveva le sostanze usate per cucinare, droga sintetica. Il primo arresto in Italia è quello di uno studente di Conegliano che la polizia ha rintracciato all'università mentre seguiva una lezione. Il centro-sinistra in piazza con 160 gazebo in tutto il Veneto. Un questionario sui temi fa emergere le battaglie chieste dai cittadini. In ballo il nome di Antonella Viola per la corsa al Balbi. Olimpiadi 2026, 1650 discese da fine marzo ad oggi lungo la nuova pista da bob, slittino e skeleton a Cortina. Chiusa la fase di test della preomologazione. La sfida delle sfile, il classico della Liga, la finale di Coppa del Re in esclusiva su Antenna 3. A giocarsi il titolo sabato 26 aprile alle 22 saranno Barcellona e Real Madrid. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Cominciamo dunque subito con le notizie. In apertura il caso Resinovic, è indagato per omicidio il marito di Liliana. Il suo legale dice atto dovuto, estraneo all'ipotesi delittuosa. Perdere la moglie e dopo venire anche accusato di essere l'assassino mi sembra un po' oltre certi limiti, no? Così Sebastiano Visentini, il marito di Liliana Resinovic, ora ufficialmente indagato dalla procura per l'omicidio della moglie. Una dichiarazione che sembra ricalcare quella del giorno del funerale di Lilli, il 25 gennaio 2022, quando di fronte a una sostanziale accusa da parte di molti, fra familiari e opinione pubblica, si sfogò così. E tutti dicono è lui, è lui, è lui, è lui. Capisci? Ti senti preso di mira, insomma. La persona si sarebbe suicidato subito, immediatamente. No, io voglio continuare a vivere, a lottare, a togliere tutto quel fango. Sebastiano, appresa la notizia del suo nome nel registro degli indagati e contattato dalla nostra emittente, non nasconde il proprio scoramento. Non saprei cosa dirti, guarda, la cosa è talmente grande che va al di fuori non lo so, veramente troppo grande per me. Te lo aspettavi? Certo, essere indagati va bene, insomma, ma essere accusati è un'altra cosa. Ora la palla passa all'avvocato Alice Bevilacqua che assiste Sebastiano. Secondo quanto appreso sarebbe stata fatta richiesta alla procura per avere la documentazione delle investigazioni sul marito di Liliana. Ecco, appena avremo qualche dato, potremo anche capire quali sono gli elementi che hanno portato la procura. Martedì scorso di sera gli uomini della polizia scientifica si sono presentati a casa di Sebastiano Visentini in via Verrocchio ed è scattata la perquisizione dell'appartamento. Sì, me li sono trovati fuori dalla porta, insomma, perché io ero via, sono tornato. Cos'era, alle 7-8 di sera, adesso non mi ricordo. Pensavo fosse una troupe perché non conoscevo le persone, avevano dei borsoni. Ho detto, sarà qualche troupe. Ho detto, no, grazie. Ho detto, no, siamo della polizia, della scientifica. E mi hanno stato mandato e sono entrati e hanno perquisito praticamente tutta la notte, insomma. Oggi sei proprio fuori Trieste, sei proprio via? Sì, sono in Austria. Visintin ha anche aggiunto: nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena. Da 30 anni siamo sempre gli stessi amici, facciamo le solite cose, si mangia, si beve, un tuffo nel lago gelato tira su di morale. Ci sono delle belle signorine, ha aggiunto infine Sebastiano, e alla domanda su quando tornerà a Trieste risponde così: non ve lo dico. E ha parlato anche il suo avvocato Paolo Bevilacqua dicendo che allo Stato si trovano di fronte a un mutamento di ruolo del signor Visentin che viviamo come espressione di un atto dovuto per il compimento di attività che francamente stupisce a distanza di così tanto tempo dall'originaria iscrizione di reato. Lo scenario degli elementi di prova raccolti è da noi conosciuto e non sappiamo quale strada investigativa ulteriore voglia percorrere la procura, soprattutto fiduciosi come sempre nonostante tutto di quello che sarà
Un atteso approdo alla verità che per quanto ci riguarda ci vede sereni perché assolutamente estranei all'ipotesi delittuosa odierna. E oggi ha parlato anche l'amico di Liliana Resinovic, Claudio Sterpin. Beh, niente, è semplicemente arrivata con almeno 3 anni di ritardo, tutto là il commento, poi non c'è altro da dire, mentre invece poco meno di 3 anni fa è stato tentato di buttare tutto a catafascio. Si pensava di chiudere l'indagine appunto per suicidio. Io sono rimasto sempre convinto che non poteva andare così, per fortuna, e questo è un grazie che dobbiamo tutti al dottor Dainotti, che si è opposto, anche lui, ma non solo lui, si sono opposti, ma serviva poco, era lui che era l'ago della bilancia. Guai se questa roba, a parte che se sarebbero stati fatti dei ricorsi mostruosi, mondiali, a livello di Roma, a livello di Bruxelles se serviva, io e Sergio eravamo capaci di andare in corteo a Roma a mettere su striscioni a Bruxelles, non ci fermavamo, come adesso non ci ferma nessuno. È atteso a lungo insomma questa notizia. È arrivata con relativo, io aggiungerei colpevole ritardo, ma meglio tardi che mai, grazie senz'altro ai nuovi procuratori che finalmente hanno capito, che hanno voluto ammettere che questo non è grazie appunto alla dottoressa Cattaneo, che non poteva essere un suicidio, io l'ho detto da subito e per fortuna così è, questo è un omicidio, punto e basta, è anche premeditato. Pensa che si arriverà finalmente alla parola fine e verità? Certo, non può non essere. Io sono convinto che qualcuno, perché non è una sola persona che secondo me è implicata, non potrà non fare dei passoni falsi come succede quasi sempre, per fortuna, che darà fuoco alla miccia se vogliamo e non potrà non scoppiare, la verità scoppierà. La cronaca incidente nella notte a Occhiobello, a perdere la vita Fabio Lanteri, 27enne agente di polizia penitenziaria in servizio a Rovigo, il collega 23enne che si trovava con lui in auto in gravi condizioni. Lo schianto poco dopo le 3 sulla statale 16 per cause ancora in corso di accertamento. L'auto si è ribaltata dopo essere salita sul cordolo della rotatoria e ha terminato la propria corsa colpendo con violenza una delle torri faro con la capote. L'impatto è stato fortissimo, ha causato lo schiacciamento dell'abitacolo. Niente da fare infatti per il 27enne alla guida morto sul colpo. Il collega invece è ricoverato all'ospedale Ferrarese di Cone in gravi condizioni. Andiamo a Mestre dopo l'arresto di un 45enne fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane di appena 11 anni. Lui ha 45 anni ed è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. Lei ne ha appena 11 ed è seguita dagli specialisti dei servizi sociali del comune. È ancora una bambina per la quale una normale giornata di primavera si è trasformata in un incubo. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì tra Parco San Giuliano, Viale San Marco e Via Forte Marghera. Un compito delicato e complesso, vista l'età della vittima. Vittima che sarebbe stata bloccata e aggredita mentre rincasava, ma la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla madre. Le ricerche delle forze dell'ordine sono state immediate e anche grazie all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza sono bastate poche ore perché i carabinieri individuassero e fermassero il 45enne, italiano e pare senza fissa dimora. Tra chi oggi si trova nell'area di San Giuliano, l'incredulità pare mescolarsi ad un senso di crescente inquietudine. Ci sono sempre più spesso queste cose, anche in zona Carpenedo è successo che una ragazza è stata aggredita da un signore anziano che ha tirato fuori il membro, insomma, quindi è sicuramente un problema che sta succedendo sempre di più, dobbiamo stare sempre più attente noi in quanto donne. Io non la lascerei da sola, sinceramente, mia figlia. C'è da fidarsi? Assolutamente no, non la lascerei per principio, per un discorso mio personale. Io mai sentito di queste cose qua, è una roba nuova, mai sentito. Di solito è sempre tranquillo, se ho un fatto, un episodio che è capitato che di solito non capita. Al tardo pomeriggio inizia a peggiorare la situazione. Sappiamo che comunque quando cala la sera possono succedere, non dovrebbero succedere queste cose, ma evidentemente la gente in giro comincia a impazzire.
Possesso di precursori chimici, sostanze usate per cucinare droga sintetica. Il primo arresto in Italia è quello di uno studente di Conegliano che la polizia ha rintracciato all'università. Forniva un 22enne di Novara le sostanze con cui produrre metanfetamina nel suo laboratorio, considerato il più grande d'Italia, come accade nella celebre serie TV americana Breaking Bad. La Polizia di Stato ha arrestato a Trieste, mentre seguiva una lezione all'università, uno studente di 23 anni di Conegliano, attualmente domiciliato nel capoluogo giuliano. Il ragazzo, secondo gli inquirenti, gestiva un sito internet per la vendita di prodotti chimici che era stato chiuso dopo che si era diffusa la notizia dell'arresto a marzo del coetaneo piemontese Rampollo di una famiglia benestante. Nell'abitazione del trevigiano sono stati sequestrati precursori chimici utilizzati per produrre droghe sintetiche, praticamente impossibili da procacciare sul mercato legale ma molto diffusi sul dark web. Il suo è il primo arresto in Italia per il possesso di queste sostanze, che il giovane impiegava a sua volta e per questo è accusato anche di produzione di stupefacenti. In casa un laboratorio attrezzato con impianto di distillazione, microscopio scientifico, una grossa cappa aspirafumo per evitare il diffondersi dell'odore della cottura delle sostanze, anidride acetica utilizzata per la produzione dell'eroina, metilammina per produrre metanfetamina e chetamina, piperidina utilizzata per la sintesi di una grande quantità di droghe sintetiche. Una notizia arrivata velocemente a Conegliano, quella del suo arresto, che il sindaco Fabio Chiesa ha commentato con sconforto. Questo dispiace molto perché sono dei ragazzi che magari hanno anche delle potenzialità e che si rovinano la vita, la rovinano ai loro cari, alle persone che gli vogliono bene, sottovalutando magari in alcuni casi le situazioni illecite che vanno a trovarsi. Per cui raccomandiamo tutti di ricordarsi che il guadagno si fa col duro lavoro, che non esistono scorciatoie. Soldi facili, anche quelli messi in tasca dai due cittadini nigeriani di 37 e 42 anni che sempre a Conegliano spacciavano cocaina ed eroina. Gli agenti del commissariato che li pedinavano dallo scorso autunno hanno documentato migliaia di cessioni di stupefacente ad automobilisti che raggiungevano in bicicletta. A quel punto estraevano dalla bocca le dosi e le consegnavano dal finestrino ai loro clienti, che incontravano anche nei pressi di scuole, oratori, campi da calcio. 1,5 chili di droga, la quantità piazzata tra il 2023 e il 2024 per un giro d'affari di 35.000 euro. Come in tutte le città delle nostre dimensioni esiste questo fattore, non è perché si arresta che ce n'è di più, perché si arresta vuol dire che si fa il proprio dovere sul territorio e c'è un grande controllo della situazione. Per i due, oltre alla denuncia per spaccio, il divieto di dimora a Conegliano. Siamo alla politica. È cominciata la 2 giorni di mobilitazione del centro-sinistra in vista delle elezioni regionali. Al primo posto c'è la sanità, poi c'è il caro vita, poi c'è il trasporto pubblico locale. Tutti temi, qualcuno potrà dire, ma che immaginavate ci fossero? Sì, certo, tutti i temi sui quali stiamo lavorando per costruire una proposta programmatica. Mercati, piazze, parchi, 160 gazebo in tutto il Veneto per intercettare bisogni e aspettative dei cittadini e con le loro proposte costruire il Veneto di domani, quello che uscirà dalle elezioni regionali. Il pronunciamento della consulta, il formale stop al terzo mandato per i governatori ha dato l'avvio al dopo Zaia. Partiamo dai bisogni dei veneti, raccogliendoli dal basso per portarli e renderli il centro della campagna elettorale delle regionali. Siamo in diversi punti della città di Treviso, più di 30 banchetti in provincia, la risposta è molto buona. Vogliamo lavorare moltissimo sul territorio, non saremo solo in questi 2 giorni della campagna del Veneto per il Veneto di domani, ma da maggio in poi saremo presenti proprio per presidiare il territorio, perché questo ce lo chiedono anche i cittadini. PD, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, il Veneto vale, più Europa, Volt, PSI e Movimento Socialista Liberale. Tra la gente per chiedere i 3 temi ritenuti prioritari in una lista di 10 e accogliere input e suggerimenti. Sono problemi, quello della sanità e quello del consumo di suolo, che ci siamo resi conto anche stamattina che sono al centro dell'attenzione dei veneti, insieme a quello del lavoro e del futuro dei giovani. Quella del futuro dei giovani è una grande preoccupazione che abbiamo riscontrato oggi. Mobilitazione promossa da un mix di anime politiche poi da far convivere. Noi siamo estremamente convinti
Veneti che l'alleanza di centro-sinistra sia un'alleanza che in questo momento può dare al Paese un'alternativa, perché purtroppo il governo Meloni sta dimostrando di essere estremamente debole. Inizia la campagna elettorale di tutto il centro-sinistra, perché secondo me appunto insieme possiamo anche vincere e possiamo davvero pensare di dare un'alternativa a questa regione, a questo paese. E poi c'è la questione del candidato presidente. C'è ancora un po' da trovare il candidato leader, ma penso che siamo ottimisti, lo troveremo al più presto. Dal regionale sul Totonomi c'è prudenza. Per il momento sono in corso valutazioni, interlocuzioni, come è stato anche dichiarato, è una scelta che faremo nelle prossime settimane. Andrea Crisanti, Achille Variati, da ultimo il nome di Antonella Viola, la biologa, non dispiace agli attivisti. Io sicuramente penso che sia un nome valido, una persona che si è fatta riconoscere, che si è fatta stimare nel periodo della pandemia. L'importante per noi, ed è anche il motivo per cui oggi siamo qui in piazza a raccogliere le idee e le proposte dei cittadini, è che qualsiasi nome verrà fuori sia rappresentativo di un'idea alternativa di Veneto. E alla scuola di formazione politica dei giovani organizzata dal centrodestra a Gallio continua il duello, seppur diplomatico, tra Lega e Fratelli d'Italia sul dopo Zaia. Quando i veneti sono stati sollecitati su quale partito fosse il partito a cui affidare la fiducia, l'hanno fatto in maniera molto chiara. E da oggi in poi ci siederemo con gli alleati, come è giusto che sia, e troveremo la giusta quadra anche in Veneto, tenendo conto sia della miglior figura esprimibile dalla coalizione, posto l'importanza della coalizione del centrodestra imprescindibile, e anche visti gli esiti degli ultimi risultati elettorali. Noi abbiamo raccolto le firme per chiedere appunto che la presidenza resti alla Lega, e soprattutto abbiamo chiesto ai veneti quelle che sono le proposte e i suggerimenti che arrivano proprio dal territorio, proprio perché è il territorio a darci il programma di governo dei prossimi decenni di questa terra. Questa sarà la nostra proposta, quella che faremo alla coalizione, poi è chiaro che la decisione spetta al tavolo nazionale. Olimpiadi, chiusa la fase dei test della preomologazione. Non si tratta di un miracolo, si tratta di un lavoro programmato per essere terminato nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità. Chiusa ufficialmente la fase della preomologazione dello Sliding Center di Cortina d'Ampezzo, Simico, Società Infrastrutture di Milano Cortina 2026, celebra con un video pubblicato nel suo canale YouTube la genesi della pista olimpica, poco più di 20 minuti per raccontare per immagini e voci storia e emozioni. Sono stati 302 i giorni lavorati, ok? 302 giorni lavorati con una media di 133 persone presenti mediamente in cantiere, con picchi di 250 persone. Il cantiere è un cantiere complesso, è stata una sfida diciamo dal punto di vista ingegneristico molto difficile. Tecnica, veloce e sicura, la pista è l'unica aperta al mondo grazie a tecnologie di refrigerazione all'avanguardia. La velocità del bob è identica alla velocità di realizzazione del cantiere. Si è dovuti partire piano per dare questa accelerata finale fino ad oggi, che vedremo una grande frenata. Un'opera di ingegneria, la storia di donne e uomini che hanno contribuito a realizzare lo Sliding Center, oggi riconosciuto a livello internazionale. Le imprese hanno lavorato moltissimo, in maniera molto celere, professionali, e devo dire che hanno dimostrato che la forza di volontà, la determinazione, le professionalità qui sono espresse all'ennesima potenza. Sono maliano, sono in Italia da 2 anni fa. Sono orgoglioso di partecipare a questo progetto internazionale. Siamo tanti qua, veniamo di tutte parti del mondo. Oggi grazie a questo cantiere so fare tante cose. Questo cantiere mi ha cambiato la vita perché Dal lato sportivo una pista interessante e impegnativa, 16 curve che daranno del filo da torcere ai piloti, oltre 1600 metri di tracciato. Siamo arrivati finalmente al punto finale, è un insieme di cose che emozionalmente veramente mi riempiono il cuore. Bene in ghiaccio, penso che sarà delle belle gare qui, dei giochi molto belli. The track is so much fun. Fantastica. The track is really exciting. Incredible.
Siamo ancora allo sport con il calcio, la finale di Coppa del Re, sabato 26 aprile alle 22 in esclusiva in diretta su Antenna 3. Non una partita, ma la partita. Sul campo di Siviglia scocca l'ora dei migliori e quando dici migliori dici Lewandowski e Rafinha da una parte e Vinicius e Mbappé dall'altra. Real contro Barcellona per la finale di Coppa del Rey che Antenna 3 come sempre vi offre in esclusiva sabato 26 aprile alle 22. I Blancos alla ricerca della vendetta dopo la Supercoppa e di una identità dopo l'eliminazione in Champions e le voci di addio a fine stagione di Carlo Ancelotti. I Blaugrana di Flick sulla scia che li vede in testa alla Liga e desiderosi di battere gli eterni rivali. Gli ingredienti, viste anche le sfide di semifinale ad altissimo tasso di gol, ci sono tutti per una partita memorabile. Motori accesi, c'è soltanto da attendere. Sabato 26 aprile, ore 22, su Antenna 3, il grande calcio, in esclusiva. Ed è tutto per questa edizione, subito dopo di noi, come sempre, le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.